sto Napoleone! E te l'ho detto che non ho studiato! Ma Napoleone è facile, già, dai! Ah, conosciuto tutto quanto! Lo sapete che ha conosciuto tutto? E parlare pure scema! Giusto, vado. E allora voglio vedere! Vota! Domanda che a Marcuccio! Marco! Voglio Ma tu te ne che storia? a storia! C'è la storia tutto io, non fra! A storia! Non c'è un giorno che non faccio storia! Marco! Tutti i giorni! Tutti i giorni! E allora, parlami di Napoleone. Chi era Napoleone? Napoleone chi è? È modo spiegare, voglio dire. Napoleone era un grand'uomo. A me volevano sa che bene. Me ne sapere che era me. O se non so c'è Napoleone si riuscì a me. Veramente fa. Bravo! Ad ora. E dimmi, tu portavi pure un po' cavalli? Dici la verità però. Un cavallo? Ma chi sei? Aglio! Chi ne devo un cavallo? Quando si mette con un rosa, hai sto, capisci? Marco, ma allora Napoleone Bonaparte lo conoscevi, Ma Bonaparte! Io conoscevo tutto di lui! Quindi, tu a conoscere? Io sapevo, che Napoleone era 1,90 m corto, già sì, teneva scetti baffa così riusciva a vedere, Marco, ma che lei mu? oh mannaggia che da molto, che stai dicendo? È molto Napoleone! Ma non è molto Napoleone! Marco, tu sei tutto scemo! È molto Napoleone! È molto... Ehi! Che pazza? Che succede? Johnny! Giù! È morto! Ma chi è morto? Chi è morto? Chi è morto? Che ne sai? Non ti sai come è morto! È morto! È morto! È morto! Ma tu non stai dicendo non è morto! Che lavorano bene! Spagnolo! Ma come mettere il motrullo chiuso? Come state? Come la chiuso? Hai capito chi è morto? Chi è morto? Chi è morto? Chi è morto? A te è morto una buona parte Napoleone! Una buona parte Napoleone è morto. E tu una buona parte è viva. Come state? Ma tu come state? Che ero da coppo cavallo, che ti sai come è morto? Ma che senti? Quello era un santo, Marcuccio. Ah, Finalmente che era bravo. no, aspetta. Un santo no, non era un santo, perché tu devi sapere che Napoleone lasciava Giuseppino che era una santa femmina. Ah, una santa femmina, una santa femmina. E che scusa lì? Si sposava con la signora Luigini Caterina, non so che so. Ah, lui, sì, mi ricordo. Un santo, Marcuccio era proprio un santo. Come giornata cosa? Aiuto perché è morto, ma Ma che si va di capo? Ma che vuoi? Potete che ne sta facendo lì? Ma che è? Stasera, dopo i funerali, vengono mangiati 15 persone! 15 persone vengono mangiate? Sì! E quindi sappiamo da fare! Ah! Era un santo, era buono, Troppo buono, troppo Ah, si vede, troppo del bene. E come lei? E io a quel punto Che te dici? diceva basta! Ma io sempre a punto tutto! Poi siamo sempre così. Mamma mia! Mi dice capito Marco? Mai capito? Ad appunto da quando me ne... Io sapevo che era fatto. Me lo nascondere! Ma scusate, ma non è molto saggio, povero? Ah! Marco, troppo sazio è morto, troppo. Però una cosa felice. Dici? Io volevo bene. Come lo fai? Mamma mia! Ora mi dispiace. Mi fa faticare. Io non potevo. Era esagerato. Questo non potevi. Esagerato. Capito? Mentre che io parlavo. Addirittura. Nonna. Ah! Che cioccolata? Madonna mia. Un animale. E sono creature fantastiche, so che ci faccio 80 da 3 giorni. Ma fatti pace,
Mamma mia. Era davantato, non sapete che cosa? Che cosa? Oh padrone, E chi? lo portuse mio. Ui, ma! Che stai facendo? Portare? Trasè! Assù! Ah, traseva, scemo, traseva. Basta! Basta, poi c'è sta Puttana, cosa. su! È meglio che non ci pensi! Altrimenti, mo sconto con te e con te! Ma sai come Ah! Ciao! Hai capito? Gianni, stai sentendo a me? Vado a chiudere il portuso. Cioè, vado io a chiudere il portone. Strasi dentro pure tu. Ah, sì! Io non posso. Non vuoi. Perché non vuoi? Perché non vuoi? E le sue Napoleone con cavallo, Martino, bravo. Napoleone non va. Mo ti Ma vai, faccio... Mo ti faccio vedere a te, Napoleone non va. Ehi! Donna, preparati! Mo entro io! Vengo tosto tosto! vai, Vengo tosto tosto! Vengo a chiudere il portone, chi te lo fa? Puntualissimo. Ma che è? Ma non sacci come te. Ma che è? La tua bella che ha fatto qualche scenata è gelosia. E purtroppo sì. Anzi, pure essa, mia griglia, la gelosia sta dentro. E tutti i pretesti sono buoni per far cominciare. Tony, e quando va a appiccicare? Diciamo ma poi va a lascia. Perché l'amore è fatto di incomprensione, di litigi. Picciò, dopo che hai discusso, mi raccomando, abbracciate, capito? E non faccio. Angeletta non faccio. Perché tu sai buono che hai voglia a te. Io non lo so quello che mi hai fatto. Non devi soffocare di me. Però la cosa brutta sai che è che voi siete grandi amiche. Voi siete peggio di noi soli. E voi dovesse dicere basta. Basta, basta. Ma tu non volevi la puta porta lo quando. Si trasutto. Ci sono lucchetti e ittate pure io. L'età a volte sì è vero, fa brutti scherzi. Tony, vicino all'amore è vicino al bene, è vicino ai sentimenti, le danno conto. Amici, sorelle, Tony, ma come non vuoi? Tu per me sei tutte cose, Tony. Tutto quello che hai desiderato, Tony. Sì, forse non ne capite una cosa. Quando si scopre che succede? Tony, i mettesti di proprio. Uè, Sì, lei fa che corso per fare spesa e tu stai camminando. hai ragione, ma io ti aspettavo. Infatti ho incontrato la tua amica e stavo facendo due Amore mio, La me tua ne grande stai. amica. Amico, piacere. Ma sempre bella, sempre, amica. Che è come una sorella. È vero, lo so. Guarda com'è bella, guarda. Dimmi tu, che c'è becca? Ma tu sai, ne hanno venuti lo stesso libro. Hanno mangiato nello stesso piatto. Oh no, ma come sei bella? Ma non te ne vai a che scuola? Ma lo vuoi che fa? Ha già pigliato mente, ha già da scuola. Ah. Ha già cucinato bene qualcosa perché andava alla E allora fai una cosa, piglia la creatura e mangia con noi, fammi contento. Giusto, giusto. Nonostante che mia moglie, come vedi, non mi sta facendo fare la dieta, no? A dieta.
Mia moglie prepara un bel spaghetto al pomodoro fresco. Piatti, Va bene? Specialmente come fai Ah, essere, bene, sì. mamma mia. Ma io vi ringrazio. No. Guarda, se non rifiuti, Io mai non voglio rovinare la vostra intimità. Ma quando mai? Non vi preoccupate, venite. ma vuoi finire fasce? Va a pigliacciata, vai, non ti preoccupare. E vabbè, se proprio volete, mi fa piacere Un enorme come? piacere. Come no? Però non so se è la stessa cosa per il tuo amato marito. Contenta mia moglie, contento io. Non vi preoccupate. Allora, gli va che torni, Aspettate, Vi aspettiamo. Ma non ti Vai. preoccupare. tanto Tanto bene, lascia sì, che sì. ti apri. Vieni qui a Vedi come sei fatto più bella. Ah, donna, sei fatto più bella. E morimo una cosa. Ancora arrabbiata con me. No. E sai perché? Perché quando ci avviciniamo, ora come si mi passa. Che amore è fatto anche di comprensione. Di comprensione differente, Ma ciò che conta, Tonino, è andare d'accordo andando avanti avanti. E non fa niente, una vogliamo d'accordo, una volta non ci amo. Io ti voglio bene. O riesco non conta niente. Ma io credo. Io ti voglio bene con tutto. Amore mio. E purtroppo lo sai bene che la che io provo per te è un amore puro, Sì, pure io. un amore sincero. Come no? Perché tu sei una femmina meravigliosa. Con te ho scoperto che va oltre distanza, tempo, limiti. Lo so. Io ti amo. E poi Io ti voglio non bene. può capire come ti voglio Ti bene. voglio bene, Tony. Ti amo, ti amo. Scozzate e tutte frutta cambiano colore a due giase frutta e tutte quante e la croce sono fatta malare ma paradiso giù la manca manale che cosa amare viene la più cavale voglio bene, tu vai morire. Vergogno manaio innamorato, stupore da tanta mattina e sede d'inverno un po' stasciate, e montagna manca la primavera. Ti voglio bene non mi fa felice, forse stangere la spina da scritte, ma penso che non rimetta ti dice, non so come come la brava strozzita, sì, ti voglio bene tu lo fai morire. Quando l'amore dura lui, ti dà resto bianca sarà quando schioppa quella rosa e io pulì, anche la fatta che altre chiamante. Le vite lo sabia d'un tuo padrone, si descarta sarà senza coscienza, già stanno dritte pace la ragione, fa bene scorte e si parlava la violenza c'è buona sì, se voglio bene.
Doni, guarda, tu guarda un po' che sport. E dimmi una cosa, ma quando passano i miei figli, guarda, lei, che le pazzete, ma pare tanto che viene dalle vananze stesse. È vero, e comunque io torno subito, visto che oggi si fa un bel pranzetto, vado a prendere qualche dolcetto che piace. Bravo. Bene, ci vediamo dopo, eh. Non ti Lo preoccupare. sai che te ne mamma A dopo. Io lo sai. Non ti preoccupare. Vieni a- Non ti vengo subito, non ti Vieni a preoccupare. Ma non è la mamma, te ne dosi? Sì, E allora mamma se ne va. ecco qui. Ma quella è di casa. Si può dire che siamo cresciuti insieme. Mamma e Maria accompagnando. Nata volta. Mamma, ma perché tu cani? No, no, mamma, tu stai sbagliando. Però sai che pensi? Che l'ospite è come un pesce. Troppo dreghi con un puzzo. Ma come fai a pensare a certe cose? A leggiscere? E poi così all'improvviso. Mamma, guardami dentro l'occhio. Ma sei pazza, mamma? Ma tu sei pazza? E io, mamma Doia, permettesse che qualcuno ti facesse un male. No, no. Mamma, scusa, sai che reagiamo si fa avrei tutto di la nostra luce. È più forte di me. E basta, mamma. E finisce. E poi Tonino non ne sta a mente mo. Mo che tiene una certa età, mamma Doia. E vabbè, hai ragione, sono proprio pazzi. Mamma, io vado a parte mia. Allora tu che fai? Anzi, vuoi incontrare Mattia? Sì, a mamma Doia, ma va. Fammi presto, che lo sta aspettando. Sì. Si dice che battaglia si vengono più facilmente con sorriso. E io ho sempre sorriso. Ma non ci riesco più. Ma perché? Perché figlio? Non capiscono mai a supplicare i genitori. Quando i genitori ti mettono in guardia con qualcosa. Quando la mamma ti dice non ti fa questa persona. È perché hai capito? Hai capito che questa persona ti può fare male. Ora una mamma è grossa. E percepisce tutto. Tutto! Bueno, ma non aspettavo. Ma come mai non sei venuto? Bella la nonna sua, vita mia. La nonna stava venendo. Io ma non ne ha venuto. Ah no, Che è Mattia no? ma perché ce ne andiamo a casa tua? Già, no, ti prego. Matti, ma perché no? Ma mi tu hai preparato tanto. C'è sta pure amica sua Maria. Ah no. Maria, sempre sta Maria. Matti, bella la nonna, vita mia, ma che t'ha pigliata nonna? Ma che è successo? Prima nonna. Ah no. Che la signora mamma non andava bene. Ma chi sa volesse bene? Non dicesse vicino a papà la sua moglie che vi radendo con Zitta nonna! Zitta! Zitta nonna, dove? Non ti preoccupare. Vita mia, zitta. Non ti preoccupare, che papà tu non se ne va. beh, no. E tu dici che mangia salita e chiani? E perché chiani, no? Osserva che non ti sbaglia niente. Perché tu ti pigli con e la nonna che se non lo può. Guarda nonna, guarda non sta ridendo. Guarda nonna come ride.
signore. Io sono il signore ordinato di girare. E io giro. Stai io che dici? giro. Ancora un calmo. Oh. L'anima mia, L'anima che do. l'anima è pulita. E piripi. E io faccio sta qua. E ti ho scelto. E ti porto con me. Arabay. Dopo cavallo mio. Ma scusate, vicino, ma chi siete? Che volete? Io non mi conosco, ma io conosco chi. Ehi, fermati! Non l'hai capita? Devi venire con me. Mi presente. Mi hai ragione. Ma volete occuparmi di Giovannina? Ma vogliamo, aspettate. Giovannina? No! Oi, ma! Io sto qua per te! A me? Perché ho scelto il Signore! Ah, non sto, signore. E non faccio niente! Ho deciso che tu devi venire con me! Con te? Ma no! Oi, ma! Giovanni! Giovanni, vieni di pochi dopo! Giovanni! Ma che ti manca? Che fai domani? Che buono! Giovanni, che vieni qui? Ma che vieni? La volevo andare! Aspetta, non ti sta cosa! No, è per il Chi dà Vedono brutto difetto! Ecco! Ui! Ma Napoleone! Era la morte, la borsa! Stai dimenticando subito! Ui, noi! Napoleone, fermati, come si fermati? Facciamo te! Napoleone, che dite, cosa vi possiamo servire? Io ritengo i vostri. Donici, o signore! Io vi benedico con il padre e i figli, lo sangue di bambino. Me ne chiedo a voi! Seguitemi, che vi conviene. Napoleone! Dove sei? Buonasera! Ma Come mi chiamate? chi è? Buonasera! Sto qua. Opportuno! Oh santo Marco! Devi seguire. È arrivata l'ora. Ma chi cazzo sono sta gente? Come cazzo parli? Il Signore Mannaggia, chi ve l'ha mi sta aspettando. Ma che sono manacca a me? Hai che noi che stai? Inferno! Purgatorio! Prendete! Ehi! Noi! Che difesa come andiamo? Luigi, Marco Luigi! Marco Dorino! Ma che sono
vuole tempo, altrimenti vi manda all'inferno. Lo conoscete il fuoco? Sì. Ma voi cosa facevano? Ah, bravi! Se tu ci avevi Sentite, abbassatevi. Abbassatevi. il ginocchio da te. Sotto. E non me la cucina! Non sulla avanza, ma visto, sulla avanza. Vai, camminate. Vai, camminate. Ma come fa? Come fa? Ma come fa paura? Se tu vuoi che mi fa paura, io sto nell'igiene mentale tutto il tuo, avanti. Tony, Sì. ti raccomando, ti ha già accettato di mangiare. Però, lo sai tu, Tony guarda, annanzi a me, mi fa come tua moglie ti fosse sola. Ci siamo capiti e non mi costringere a fare una scenata, Tony. Forse tu non ne hai capito una cosa. Ma nonostante tutto, l'occhio mio sono solo per te. La verità è che la che hai senza di te non sto buono. È come se ci mancasse una parte di me. Una parte più bella. Una parte più grossa di me. E questo, Tony, sono più che sì. Sì, Tony. E perciò, io dico. Dimmi come già fa per non ti perdere. Dammi un cuore tu, vado a pregare. Non ho vita che muore d'amore, si volasse un pozzo d'amore. Tu sei una fiamma che nessuno possa amare, tu sei un fuoco che nessuno possa dare. Ma perché mi fai dannare? Sì, dillo pure che tu soffri come a me, forse è l'unica ragione che sta qua, c'è stanato, saggio già. Vedo la forza mi fa chiagnere, tu con la mia coraggio mi salva, che stavo che soltanto la mia, poi nessuno rimane sarà. Una flema che nessuno possa amare, tu sei un fuoco che nessuno possa dare, ma perché mi fai dannare? Sì, dillo pure che tu soffri come a me, forse è l'unica ragione che sta qua, c'è stanato, saggio già. Sì, la prego, sì, così la prego che nessuno possa amare. Tu sei un fuoco che nessuno possa dare. Ma perché?
ma perché mi fai dannare? Ma da sto suono lentamente se ne va. Non si sa mai più bella come mamma, ma si fritta come che. Mamma! Già, Ma che è, mamma? ma il signor Tonino... Il signor Tonino è il padre di Mattia. Ma che stai dicendo? Ma per caso appartiene a noi? E allora... E allora perché lo abbracci? Ma forse è solo mastico. Rispondi. O è il suo compleanno? Non rispondi, già. E te ne ragione, Mattia. Tu ti vuoi rubare il suo papà. Ed io come mamma... E non ti voglio più. Ma che stai dicendo? E sbracci a fare una creatura! A st'anima innocente! Solo perché stai dicendo la verità! Solo perché ha avuto avere l'ugesta fra tutte e due! Che non le piace! Già! E allora hanno dato i dì! Che è successo a noi? Signora, non vi preoccupate. Non è successo niente. Non ho visto niente, signora. Non ho visto niente. Guarda! Guarda! Con Antonio. E non basta. E se non volete che io rompo un brutto dispiacere a vostra. Zitta! Don Antonio, voi l'avete capito? Zitta! Non dubitare. Io non lo sopporto un tradimento da figlia mia. Sotto agli occhi suoi. Ma che già fa? Che già fa? Maria? Maria è come una sorpresa. Ero tanto bene. E se peccassi qualcosa, è come se stesse bestemmiando la Madonna. Madonna, mi sembra tu sia lodata. Perché la figlia mia per te si scaglia per le madre me. Ah, sì, Alessia. sì. A parte di amore, hai venuto che da capo. Avete visto? Signora? Ma- Mari, se come tu vai pazzo, ora è capo marulello, no? Chissà che a te ti piace il gruppotino. Sai, ci fate il gruppotino che pomodoro. Oh, proprio quello che piace a noi, Ti piace? Come? Già. E intanto accomodiamoci, va. Accomodiamo. Vabbè. Andiamo in cucina, insalata pranzo, dove hai preparato? Ah, va bene, andiamo, sì. Magari. Mamma, e tu? Sento questa faccia presa. Ma come fai a giudicare qualcosa se non hai visto niente di noi? Mamma, hai pagato a parte di fare quello che vuoi tu. Scusa, mamma, scusa, mamma. Tu stai sbagliando. E come fa male? È solo perché se la mamma te se ne voglia niente. Mamma, io non te credo. E va bene. È così. Vada. Niente di ma può orientare. Ti fa malata? Ti fa malata. Come mamma sono? Voglio morire prima. E poi da volesse far scoprire sta cosa a vanità.
La cacassa. Perché mi fa male la gamba? Mi fa male la gamba. Mi sta scoppiando la casa. Mi sta scoppiando la gamba. Carissimo amico mio, allora, Don Giovanni, per il momento tutto tace. ma nei te che sono bravo a ora, che addirittura sa anche recitare. Eh sì, Don Giovanni, voi dovete sapere che usciamo da paese. Finché che non arrivo a mi però, Don Giovanni. Che la Tonino con i suoi amici, sa che una pasticca mi hanno fatto per il cervello. Guarda che io te tengo pienamente fiducia. Ma come si fa? A fare sto due padri e figli solo per impossessarsi di una piazza. Fatta perdere la vita a tante figlie male. Ma che l'uomo può pagare? Don Giovanni. Io spero tanto sto momento. E poi non mi recita niente. La parte lì. Don Giovanni. E reciterò affinché che non prolunghi soddisfazione. Permetti? No. Don Giovanni. Usciamo da qui. Don Giovanni carissimo, Donna Titina, e allora? che dire? Tutto si risolve. Don Giovanni, e qua? Quanti ti agnerranno là di me? Giovanni, sto calvario è già finito. Non se ne può più. Ca, venga a sto quartiere. Ci vuole una rivolta. Dio, il Giovanni, lo saggio, è difficile. Ma in questo quartiere non esiste più. Si arroba, si fanno scippa, si maltrattano famiglie sane, perché a casa roba maledetta. Non ti preoccupare. Qui saremo e ci facciamo maledire. Un giorno che andiamo. Sì, Giovanni, ma sicuro, ad essere breve. Però ti dico una cosa. Non ha da intervenire a lei. Il maestro no. Ah, legge! Ma quale legge? Giovanni, ma tu forse non l'hai capito. O io chi? Chi ne ha sfida? E noi a maestro del tribunale. Donna Titina, poi ti posso aprire con te. Volentieri, andiamo. Allora, per telefono ti ho detto. E con Marisoli, allora. Bravo, sei diventato anche socio d'affari. Tony, le che non si fa, non si sa. Ma che ti puoi aspettare della fine? Non può capire che il primo tu sei pariente. No, ti sbaglia. Ti sbaglia perché che non va bene. Tony, che non si va bene manca a se stesso. E riguardati.
Tony, guarda che da noi che tu piangerai lacrime di sangue. Ma si sai qualcosa? Ma fammi capire. Tu che sei tanta amica mia. Ma che vuoi insinuare? Fammi capire. Appunto, ti ha comprato. E il lavoro, Tony, non si compra. Ma vuoi capire che sta distruggendo sulla famiglia tua? E pensa a quello che fai. O vero amore tuo sta là e si chiama Annarelli. Tu sai che sono amico. Si può stoccarti di ferro. No. No. Io non ho bisogno di un avvocato di difesa. Carissimo avvocato. Grazie. Grazie per l'avvocato che mi hai dato. Però sai che ti dico. Tu che sei l'imputato, raccomincia sta causa, Tony. Che la perde, Tony. La perde, Tony. State buono, Tony. State buono. Buongiorno. Eppure voi state sempre in giro, vero? Ma pure tu fai la stessa cosa. Oh, mi guarda. Avvocato, scusatemi, brigadiere, prima avvocato, poi brigadiere. Si cambia. Siete un grande. Sempre siete- nella legge, però. Brigadiere, scusatemi, ma se non mi sbaglio io vi ho dato del voto. E quindi? E penso che sono una persona educata, no, brigadiere? Giusto, giusto. Hai ragione. Quindi io lo scostumato. Perché? Perché in confidenza vi ho dato del tu. Brigadiere, scusatemi, abbiate pazienza. Ma io sta confidenza a voi non ve l'ho mai data. O perché buttata la divisa vi sentite un Padre Eterno? Signor Tonino, voi, un lavoro mio, l'avessi da ringraziare. E ho sapito perché l'avessi da ringraziare. Perché se io facessi il suo lavoro e tenessi 5 minuti, 5 minuti, guardare da luce e parlare a uomo, io e te. Brigadiere. Brigadiere, ma... Giusto, hai ragione, brigadiere, giusto. Brigadiere, abbiate pazienza, poi mi state confondendo, scusatemi, ma io sono uscito per comprare una bella bottiglia di vino, visto che dentro c'ho ospiti, e sto perdendo troppo 10 minuti. Brigadiere, con permesso, io vado a comprare una bella bottiglia di vino, brigadiere, rosso. E penso che sto perdendo troppo tempo, abbiate pazienza. Scusatemi, sapete, vino rosso che vendono là È speciale, è speciale, bravo. brigadiere, vino rosso. A presto, brigadiere. A presto. Ci vediamo. A presto. E hai ragione, Tony, io vino rosso compio santo. E hai ragione. Perché io sono quello che la gente non hanno voluto essere. Io sono chiuso da un lato e non hanno voluto dire, Tony. E con rabbia, con rabbia,
Ho accettato di essere emarginato. Come chissà chi sbaglia avesse commesso, a chi è accisa, che è fatta. Eppure oggi sofferto la paura, il terrore, il freddo, di notte. E ma ci mise paura, sì, ma ci mise paura per affrontare delle situazioni. Ma è normale, siamo umani, siamo esseri umani e possiamo avere paura. Ma tutto questo perché? Perché tutto questo? Per portare onore alla patria. Per portare onore alla patria. Brigadiere, vino rosso con mio sangue. Con mio sangue, brigadiere. Matti cuore papà, ma si può sapere che ti è stato successo? Ah, niente mamma, non può sentire niente. Ma io non ti capisco più Mattia. Ma dai che mi piace schiaffo! E pigli ma schiaffo, anche spirito, pigli ma schiaffo. Io ti voglio bene, Ma pure io, tu sei la vita mia, ma pure tu. tu sei quella che mi ha regalato un grande nome, mi hai regalato la parola mamma, mi è cresciuto per tutto l'amore, Sì. che sono una vera mamma ti può dare, ehi mamma, un povero orfanello, e tu mi hai regalato la gioia. Ma che dici mamma? Tu sei il sangue mio, tu sei il figlio mio. Ma chi trai di sta vita, ah? Mamma, ma io non ti condanno, No. io ti apprezzo, io ti passo in mano. Grazie mamma, perché tu sei la mamma mia. Ti dammi l'onore, ti fa nascere e te l'amore per sempre fino a che muore e per tutta la vita si sacrifica senza cercare niente perché è contenta così quando si sente di amare. Mamma, sia cosa ci importante, mi viso con un biglietto, cosa vede vero, mi la capite. Mamma, combattere nessuno, con bene mi è cresciuto, d'amore mi vestuto, e sono orgoglioso che c'è esistito, e si deve essere, io nunca passo più. E se a volte stai male, lo fai piangere. Il cammino pensiero non dorme a notte. E se ancora più bello, il cavallo che passa. E su di me sta vita, e non ti fai meggiare.
就是个现实的路，还是这么的真实。妈妈，有人干嘛是求？Ma va Martino, ma che sta male la verità? Chi te l'ha detto? Eh? Non rispondi Martino. Chi te l'ha detto? Mamma, Martino. è stato papà. Papà. Sì. E vabbè. Non si ne ho prima né ho l'ultimo. Può darsi che tempo veniva a sapere e ci rimaniva giù. No! Che se non rifaccio sempre. E non ti fa vedere con. Non ti c'è mai niente. E vabbè, ma non hai detto che volevi da nonno tu? Ma non va da nonno. Ciao mamma. Ciao Martino. Ciao. E brava Antonino. Maledetto. Un pavarraio. Ma come merda. No, ma io devo andare a lavorare con Tonino, sta posto già rimasto sempre un così un po' fuori. Io devo andare a fare il corriere, un mestiere così bello, che bella proposta. Il corriere devo andare a fare. Bravo! Il corriere di cosa? Marco, il corriere di cosa? Un mestiere bello, Marco. I pacchi, Marco. Marco, un mestiere bellissimo, si guadagnano tanti. Che è? Ma che è, Marco, che succede? E poi? E poi pacchi, Marco, conosce il pacco. E poi non conosce il pacco, Marco, non conosce il pacco. Però non ti devi fare acciappare. Se no, Marco, che succede se ti acciappano? E che ti sai? Come che succede? Perché non lo so che succede. Marco, si arrabbiano le pacche, si arrabbiano le pacche, capito? No, tu devi accettare, accetta! Hai accettato a capo, Io ti aiuto, però! Sanni, che non fate la lira. E voi sì, la lira, Marcuccio, io devo andare a lavorare. Con Tonino studente. Ma che sei allora? Voglio farlo subito, le fai subito. Io non faccio, dobbiamo fare il colloquio. Allora facciamolo dopo. Tu vieni con me. Io ti spiego io come si fanno le cose. Mi spiego un po' le pacche. Tu capisci il pacche? E andiamo per il pacche. Penso che del progetto sei rimasta soddisfatta, no? Assai, Donì. Però... non c'è, perché tengo pensiero alla creatura. Sai Sì, come vai, si è giù. per quello che è successo. Fammi sapere qualcosa, Mi raccomando, Donì. Aspetta a casa perché è la situazione. Non preoccuparti. No? Ci vediamo, ciao. Ci vediamo, ciao. Vai. Anna. Magari. Non sacci come te vedi che stai incazzata, una volta, mo. Sì, per la tua cattiveria. E sai qual è la differenza tra una persona cattiva e un incazzato? Quella cattiva per i suoi interessi fa del male a tutti, pure a chi non la può bene. Perché fa? Perché è sporco e senza dignità. Invece io, la persona incazzata non fa male a nessuno.
Però, a un certo punto, trattano cattivo come è giusto trattarlo. Sì. E allora a questo punto parla chiaro perché non ti capisco. Davide, non Davide se lo dono tutto, capisci? Ma ti perdono un maltrattamento dei figli, non meriti pietà e né perdono. Diventa disprezzo, schifosi. Sì, mio figlio era sapere, ma con modi per bene. E no, come ce l'hai detto tu. Tu non l'hai mai voluto, non l'hai mai accettato. Faceva pure come veniva bene, Che Tony non risponde? E allora una volta che stiamo a chiesa, Sì? i figli, i veri figli, su quelli che tengono lo stesso sangue tuo. Tony, ma tu sai che si cazzorizza? Nessuno giudice che le pianete non può condannare. Condannerebbe il tuo assassino. E perché poi l'abbiamo adottato? Perché l'hai accettato? Ma ti fa contento a A te? me? Sì. Ah sì? Poi, soprattutto per te fa essere impegnata. Ah, ho capito. Impegnata. Ho capito. Sì. E per essere lui più libero. E i figli sono figli. E te figlia, mamma, tutto va al secondo posto. Perché loro vedono prima di te. E non tiene tempo a scoprire tante cose. Ma soprattutto i tradimenti. Ma che state dicendo? Ma che volete insinuare? Che state dicendo? Chi non sa se di a mamma e padre va a morire non è nato. La mamma è l'unica che non ti tradisce, perché non può male una figlia. Ma ti vuole mamma, vieni a casa. Tony, guarda, io l'uomo tempo. E mo ti lascio le tue cose. Ah, Mattia, lo sai, papà deve partire per un lungo viaggio. No, non lo puoi salutare. C'ha una forte influenza e tiene una forte esagerata, una febbre. Mamma, ti posso cercare una cortesia? Porta Mattia a partire. Che una freva, mamma. Che una freva, papà. Che una freva. Ciao, papà. Ciao, papà. Allora? A questo punto, gli hai già capito tu a dove arriva. Ah sì? Bravo. Già prepara le valigie. Più tardi sono pronti. Ah, per continuare il tuo discorso con la bella signora. Spanisciana. Ma che diremo a sua casa? Poi lo chiamo. Ma tu? Ah, Ma tu stai assai pazza! levati il parabuono! Perché è l'ultima cosa. Ma stiamo bene il poco. Io, capo solo con Mattia. E non mi può stringere, Tony. Tony, non mi può stringere! Sparisci! Vattene! Vattene!
nipote addiventa piccerilla. Tonino studente, chi non muore si rivede. Ancora mi persegue. Ma manca da ridere. Ancora mi vuoi incolpare di una cosa per me strana. La legge sta facendo il suo corso. Tonino, Sottospiedo per favore. A me lasciami in pace. Tonino, oh figlio mio che l'hai urnato, è stato visto con te. E io ti prego, parla se sai qualcosa. Tu sicuramente sai tutto. È una fesseria. Come te la chiarisce che è una fesseria? Anzi, ti dirò di più. Io a tuo figlio non mi ricordo manco come è fatto. Ma ti prego, gridami. Ma chi è? Non lo conosco. Tonino, ma tu sei un fa! Ehi, io non ti posso dire che senti io stesso loro che sto provando. Io sai perché, Tonino? Perché sono me. Io so solo che sto osservando. E non voglio che la povera santa di tua moglie abbia sentito io stesso le loro mie. Ma tu, Tonino, tu, gli hai fatto bene l'inverno. Io ti ripeto che tu stai perdendo solo Dio. Io ti ripeto, sono pulito. E mo fammo frutto. A mo favore. Levati davanti mia. Ma che ne sai tu? Ma che ne puoi sapere tu? Che puoi sapere? Che quando si perde un figlio, goccia a goccia, senza se la tregua, si piange interiormente, senza far rumore, lentamente, disperatamente. O guarda una mamma, stringe lacrime in loro. Tonino, ma tu che sai? Che quando muore un figlio, una mamma gli piange sul cuore. Perché che lo piange è visibile lentamente. Che lindo pensiero. Ma tu non mi credi. Tu non mi credi che io non so dire. Addirittura mi stai facendo commuovere. Tu, Tonino si commuove. Non può essere, lo sai perché? Perché il cuore tuo è talmente ipreto, vano, che non può battere vicino a queste cose. Anzi, Tonino Sturè, sai che ti dico? Che tu darai conto a Dio. Ho capito tutto. Guardate se. Se lo fai per questi, non sto a disposizione. Prendi! Mi fai schifo! Non posso sapere solo Dio che le carine da questo momento mi sto provando per te. Che soldi! Ecco sono che soldi! Oh figlio mio è morto! E che ci vuole? Tutto l'oro mondo per me restituire? No! Io ti prego come si prega a Dio! La verità! Voglio la verità! A giusto figlio mio! A dammi la verità! Voglio sapere come sta! A non me la stai a chiaro! Dimmi!
per piangere mio figlio. Ma tu capisci? Tu sei una povera pazza. Ma può capire che non saccio niente. Tu fai finta di non capire. No, Tony, io non capisco. No, io capisco troppo a voi. E lo sai perché, Tony? Perché chi non capisce inventa. Perché sei pericoloso. Ci rivediamo, Tony, ci rivediamo. Ma tutto questo perché? Una femmina che non mi ha fatto e non mi fa ragionare più. Una femmina che è capace di tutto. E poi ti fa commettere pure cose che tu non te la posso mai aspettare. I soldi. Tradettano a Dio. E io per loro Acci tradito figlio mio. Acci tradito a Chiovero, non va bene. Ma fai bene. Attenti a te, Tony, che il tempo ti darà ragione e tutte quelle che stai facendo. Ma io... E chi lo manderei? Manderei tu voglio bene. Giulia! O bene una parola grossa. Ma credimi! O crede se dice l'indagine. Tonino, basta! Basta! Magda, t'ha sfregato. T'ha condannato a vita. Povero Tonino. Però guarda, con tutto il male che mi hai fatto, ci starà Dio. Dio ci starà. Ancora una volta ti voglio dire, salvati Tonino. E guarda che ti sto dicendo. Se vuoi aiuto, io vengo con te. Portami insieme a te. Non può essere. Ma come hai fatto? Ma fa che sta a me? Non ti ha chiamato più la vita mia. Tu mi hai trattato come una paziente. Ti cerco come arena, cerco mare. Perché ti voglio bene e voglio a te. Come si aspetta una giornata sola, sto cuore mio contento aspetta te. Ora siamo insieme a te, per strada senza sole, su un cuore e cuore, io vengo dove stai tu, stringo da me e da me. Mi sbatto forte cuore, st'amore mio non muore, che ci mani da passare, portami insieme a te, per strada stai lontano, l'amore mio è più forte e non si stanca mai, fammi felice ancora, se a te la fa piacere, portami insieme a te. Tengo un vero amore in questo cuore e so gelosa assai, gelosa te. L'amore mio vero e occhio sincero, io sono felice se lo abbraccio a te. Portami insieme a te, per strada senza sole, su un anno cuore e cuore, io vengo dove stai tu,
sligna da mezzo a me, mi sbatte forte cuore, st'amore mio non muore, che ci maniete passare, portiamo insieme a te, per strada assai lontana, l'amore mio è più forte e non si stanca mai, fammi felice ancora. Se a te da fa piacere, portiamo insieme a te. Ti prego, vieni acá, non me la sa. Lo sai che tengo solo a te. Vieni a me pigliare e portami insieme a te. L'amore mio non muore, che ci maniete passare, portiamo insieme a te, per strada assai lontana, l'amore mio è più forte e non si stanca mai, fammi felice ancora, se a te non fa piacere, portiamo insieme a te. Portami insieme a te. Io purtroppo la mia scelta l'ho fatta. E quando sarà ce l'aggia voluto io. Annareno Iorna capisci? Cada volta e t'aggia voluto sempre bene, Annareno. Iorna non capisci, Annareno. Iorna per me sarà troppo tardi. Iorna, Dani. Iorna non capisci, Annareno. Iorna non capisci. Iorna non capisci. Annare, di come ti ricevo il telefono? Sì. Annare, io mi vendicherò. E nel modo pure più crudele. Che tu neanche puoi immaginare, Annare. Sì, perché mi scordi tutto, Annare. Ma no. Ma come no, Annare? Ma è possibile che sono? Adesso porta sto ruolo. Senza sapere che o figlio è morto o no. Hai ragione. Hai ragione. Senza avere notizie. Hai ragione. Ma è pure morto, Annare. Pure morto. Ce l'hanno a portare in dei bracci solo. Ma io ho già capito. Io ho già capito che l'assassino è mio. Chi è? Il tempo di andare fino in fondo. Hai ragione, sorella. È troppo una vanità. Oggi incontrare tua sorella. Non ha ragione più. Povera Cristi. Lo sai, ma non mi dice niente. Vado a venire a preparare qualcosa a mangiare a mattina. Che dici? Vieni a vedere. No, Andrea, no. Verrò un attimo. Vai. E stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. La cifra è pronta. Ah, sì. E immaginavo che fosse lui. Grazie. Eh sì. Ti servirò a modo mio. Raggiungerà mio nipote. E mio nipote sarà contento di vederlo. Giustizia è fatta. E mo
Ma che dite perdono? Ma che dite? Io battaglio, io che voglio. Il battaglio, lascia sempre venire. Angelini Alicia, anche Polici, siamo via. E che tu devi sapere, scorreggiato, che quando io gliel'ho impostato, hai qualcuno di rosso, mamma? Hai tuo di rosso, ma tuo di rosso fai proprio da paura. E poi, scorreggiato, ha detto, visto che io sono imbarazzo della scelta, è vero che il Johnny ce l'ha un po' più piccoli, però bene che lo useria. E che lo sciofata e quindi devo scegliere con chi stare. E se fa che è una grande sciofata. E tu che ti credevi, tu che ti credevi? Il fatto è fatto, Marcuccio. Ho fatto anima e coraggio e gliel'ho mostrato. Sì, ce l'ho fatta, Marcuccio, ce l'ho fatta. Adesso mi sento soddisfatto, Marcuccio, soddisfatto. Hai capito? E non dire che guardi, Marcuccio, mi sento soddisfatto. Io mi sono rubato un po' sotto allo stomaco, una maniera che ti dico fare, che te lo dico fare. E che sei voluto, lo lascia Marcuccio. Addio, di subito, Addio. E come state bene? Hai trovato tutto? E tu coraggio che ti c'è? Sì? E poi, come va tipo no? A stessa delle cancelline ci penso proprio a capo, non riesco più a campare. A me invece mi dà malamente. Quando mi chiami non capisco niente, musciole e sanità, non so se ci combattiamo. Che la mascia ma sprecare la struttura, quando me la guardo da riduce, che non ha ragione più. Pare che a posto e se sa bocca a me sono donne, tutto hanno un po' di unità, e sto quasi per impazzire. Giù a parte ciò, che mi ha portato e del là. Marcuma che capito, fatta a fare una camminata, quali giorni con mai sposa, e poi oggi mi scelta. Nacciuato vero stai facendo, stai portando solamente tempo che lei mi sei innamorato, dimmi che te voglio fare, e come c'è il cuore. Mentre che saccio quattro mie, con le donne sono assai galante, modestamente sono brillante. Giù, ma guarda il culo! Marco! Che la mascia ma sprecare la struttura, quando mi guarda di luce, e non ha ragione più. Pare che fa apposta e se sa bocca a me sono donne, che fanno un po' di unità, e sto quasi un pazzito. Giù, a parte ciò, che mi ha portato da là. Marcuma che capito, fatta a fare una camminata, quali giorni con mai sposa, e poi quanto mi scelta. Giù a fammi piacere, troppo tu rimane male, quando la vita sul tuo braccio e mi porta a pasticciare. Marco tu si convinto, tu ti illudi facilmente, e mi guarda ogni momento, chissà cosa penserà. Poi a mamma dica, che sta piano.
E che da combina? Oh, non mi sai che fu. Marco, tutto bene? Buongiorno, Doggio. Ma di momento tutto a posto. Però dovete sapere che la signora Maria, da grande professionista, sapeva mantenere buono segreto. Che si fa? Ma io penso che tuo figlio studente tornerà sui suoi passi. Doggio, ma come ha potuto? Non mi dolore che gli agneve si deve piangere. Tu, continui, perché lui di te non si fida più. Sapendo che quella roba maledetta ti piglierà a casa. A quel punto che ti ha fatto perdere il cervello. Doggio, io fingo, è vero. Ma quando è l'ora le è successo veramente? Forse, non ti abbattere. Poi ci vediamo. Non ti abbattere. Arrivederci, Doggio. Carissimo, No. mi chiami un attimo Giovannino, per favore. Pronto, vi serve lui o non vi posso servirvi? Caro Marcuccio, tu non servi più. Oramai tu e Fierro le usato, una volta servivi. No. Signor Tonini, ma che state dicendo? Io ho tutto conservato e dovete sapere che i ferri non si buttano. E lo sapete perché? Perché si usano un momento giusto. Sentimi un po', chiamami Giovannino, va. Anzi, scusami. Fammi una cortesia. Oggi ti sto attento a Giovanni. Lui già sa l'imbasciata. E scendati. Dove capite voi? Aiuti. Dai questo pacchetto a Giovannino. Aiuti. A uno, proprio lì in mano solo. Aiuti. Vai. Zia, come stai? Tutto a posto? Ma che ti è successo? Mamma Tiscia, ma perché non stai venendo a scuola? E perché? E tu che non vuoi? E perché non vai? Matti, ma cosa hai già fatto? Ma perché mi tratta così? Perché tu sei una mamma cattiva. Matti, e io ma cosa c'entro? Tieni ragione. Noi ragazzi, per colpa dei genitori veniamo puntati il dito. Veniamo allontanati dalla società. E perché? Perché noi apparteniamo dei genitori senza fede. Ma io... Ma Dio che c'entro? Oh Sasha, tu soffri perché sei stato tradito da tuo padre. Ehi Matti, io sono stata tradita da colei che mi è messo a proteggere. Oh, capisci? Da colei che ti bacia nel sonno. E da colei che soffre quando non stai bene. Matti, la mamma bella mia! Oh, capisci?
Giada, perdono. E non piange. E non mi posso di cattivo, ti prego. Non ti perdonami tu. Che appartengo ad una donna che ti ha dato tanto dolore. E mo dai, andiamo dentro, ti fa un po' di compagnia. Vieni. E da che tu non mi strazio proprio. Vamo a fare la masciata. Anna, si permetti di avere questa parola? Sì. Ma chi sei? Io non ti conosco più. Dimmi una cosa, Annarello. Nessuna raccomandata ti è arrivata. Come? Raccomandato, sì. Vedete l'avvocato per firmare il divorzio, sì. Fammi libera te. A nome senza sentimento come te. Tanto buono, Tony. A dove? Ascolta. Annarello, ti raccomando solo di una cosa. Dimmi. Tu già sai, nella stanza da letto, nel cassetto, quello che c'è. Sì. Annarello, ti prego, fa attenzione a mattina. Pigliamo qualche giocattolo e avesse a succedere qualche cosa. È stata tolta. Solo i saccia rossati. I miei pensieri mi sembra capire. Sì. Ma io credo che chi non capisce e non ha mai capito, chi sei tu, Michi? Io ho sempre capito e percepito tutto. Mi hai fatto sempre la fila tutto, a scena. Sì, perché con il tuo schifoso gioco volevo vedere dove mi arrivare. Io come ti dicevo, Tony, pensi sei buono. Perché tutti hanno il diritto di vivere. E dicono a se stessi, io sento sta muro morto. Io sento sto bene non capo. Tony, purtroppo il destino ti conserva brutte sorprese. Sì, hai ragione, Sì, ma io con tutto cuore ti auguro che tu trovi un uomo che ti farà felice per tutta la vita. no, ti sbagli. Io con gli uomini ho chiuso. Ah no, scusami. Tanto dite una fesseria. Io non ho tempo. E chi è l'unico uomo nella vita mia? E Martino, un figlio mio. E mo quando lo fa? Martina anziché. E vado che porto cuore, va. A tu che è la bella femmina. Va! Scuola! Buongiorno signor Tonino, buongiorno! Buongiorno, tutto a posto? Tutto a posto. Io vado da, come si chiama quel? Corifirno. Si vado a portare quel Il servizio che... Signor Tonino, ma io voglio chiedere una cosa. Ma mica mi adesso fa male questo cosa da servizio. Ma non ti preoccupare, non mi devo preoccupare. Non mi devo preoccupare. Tu vai a fare questo sì. Vado a fare questo. Però fammi la cortesia, se per caso sta qualcuno, non da vista asciuga. No. Mi sposi. Questo lo devi fare, quando state soltanto tutti e due. Tutte e due, beh. Giovannino, o fate segreto, segretissimo. Un po' di segreto, che vale anche. Se scusate, signor Tonino, ma io non è che potesse mandare a Marco. No. Tu devi sapere che a Marcuccio sto servizio già l'ha fatto.
ed è stato trattato bene. Ah, bene, bene. Fa piacere. Figurati che l'amico Marcuccio, tutto a posto è. Marcuccio voleva andare sempre. Però tu sai bene che io non posso mandare sempre la stessa persona perché devono provare a una e poi perché si scopre tutto, è così, È così. E che poi ti ridete tanto lì, ma io mi metto paura, io ho paura. una paura di che? Io ho paura. Tu stai a sentire a me, Giovanni. Tu va. Che da? E te va. Buongiorno! Carissimo Marcuccio, tutto a posto. Marco, diceva l'amico qua Giovannino, quando io ti mandavo da Corie Firme, Marco, dicevo come si trattava bene, ripeto. Amruga, è più fiero che te, perché lo fa un po' fiero, quando tutto esce! No, dicevo, Marco, Ripeto, lo stampo non è, mamma mi voglio... Marco, dicevo, E ce sto dicendo! Vai, mamma! Non va finisce. Luca, Marcucci, Luca. E che non dico voglio! Ma tu l'hai provato, dai? Voglio! Tu devi sapere, con via appena presente. Ah, diavolo. Se ne arriva! Va. Ehi, c'è. Arrivi tu! oh, E che mi mettete mai? E dicevo, cosa ti sei? facciamo qua. Ti do voi! Che c'è? Si chiama Giovanni. Perché che ti... Allora, buon. Si chiama... Abbracciate. Vai, Vieni, vai, anche in sacco. Anche pa. Che pa? Chi lo caccia fa? E da poi un film. E poi ci parli.
e alzi i palazzi. Vieni qua, lasciami vedere i Martucci, vieni qua. Bravo, fatto pure tu, bravo. Non mi, vita. Martu, vai a provare, Martu. Vai a provare. Angela, io mi sento. Eccola sì! Io mi sento. Eccola sì! Allora, come c'è sto? Magari non vorrei fare. Andiamo Signora Daniele, mi chiamano banane. Ma già fa una mascia. Senza scuola. Ancora guardare. Ma come fai a lavorare in faccia? Scuola, dignità, ma non mi lasci te. Ma forse tu non sapi dire. Vostro genero, Tonino studente, se lavora. Siamo lo sceglieva a me. Ha già parlato. Niente da scuola. Ti ha accattata sfortuna e donne. Le minacciato dicendole, o mi liquidi, o te ne vieni con me. E visto che non famo con me te capace tu, visto che bene la famiglia ha accettato compromesso. Ma mi non sapi Ah, io la ci salvato. Poi uno che l'aveva accesa. Ma se va di alta, voleva una accesa. come andate da te? Mari, assieme per buono, non è tutt'ora che le calucci. Tu sei un capello onorata società. Tu decidi. Tu comandi. Sì, ormai sono vecchi. Hanno fatto i danni. Ma sono rimaste io. Ma 30 anni mancano. 30 anni mancanti. Io ero capace di scippare. Signora Antonietta, mi conosce? Facci visita. Voilà. Voilà. E può parlare. Bravo. Bravo. Io ti posso capire. Lo sai perché? Perché io, al contrario di te, faccio sempre difesa ai deboli. Tu mi conosci buono, Mario. Io, a Mosca con naso non me l'ha fatta mai passare la gente come te. Ma quando figlia mamma portano a fare uscire? A quando potrei soltanto hanno nuoto fare la bocca. Ma io non li chiamo. Ma che ne sono loro che vengono a chiamare di me? E la del povera gente non ti fanno niente. Non ti fanno addavantare, povera disgrazia. Morte tua, vita mia. Già. Tu cambi con la del povera gente. Egli è una settimana sta vecchia ribambina. E riguardo qui, così una povera malata. Ma ne capite niente? Ma figlia di mangiare era nato. Ci siamo dati. Ehi, io non posso ascoltarci.
Mamma, Stiamo parlando con l'amica un po' sincera. L'amica del cuore. Ancora il cammino. Ah, sei venuto per disticcare. I soldi non fanno felice a nessuno. Miserabile. Che sei soldi? Quando poi vedo bene la figlia. Ah, la felicità non la conosci. Perché sei un'anima dannata. Sei una sporca. Andare. Sta pronto? Oh, papà, andiamo. Ci siamo da vita, andare. Alla prossima. Andare, ci siamo da vita. Alla prossima. Figliami, lo prego mamma, che lei non me la spinga. E che mi c'è tutta mamma. Mamma, come si fa questo viso sofferto? Hai due giglie, mamma, perché tu non ce la fai più. Prima bruciasse sti mani, ogni giorno che tu chiami per me. Mi passano i sogni poi, quando voglio distruggere i tuoi. Perché tu con me, mamma? Io non l'ho mai pensato che sia. Stai consumando i giorni qui. Ma niente posso fare, mamma. Figlia mia mamma, la morte non mi fa male. No, mamma. La paura mi segue me. E che le rimane solo. No, mamma. No. No, non ti preoccupare, mamma. Non ti preoccupare. Signora, Uè, Giada. signora, ma grazie di tutto. Non è, ma grazie che. A casa mi è sempre aperto per te. Grazie, signora. Però sapete, io mi vergogno di guardarvi in faccia. Ma che stai dicendo? È cattiva. Ma io sua figlia, fa del male. Ma essa è mamma mia. Giusto. Mamma, e che bella parola dovrebbe essere per me. Io sono pulceretta, sì. E tante cose io non le avrei dovute capire. Però ho sapito. Io oggi capito a che femmina appartengo. Signora, ma io non scendo. Non scendo, vero? No, ma quando mai? E allora, per favore, abbracciate! Quando vuoi? Grazie, Quando vuoi venire a casa mia e se va bene? ti ringrazio. Va. Grazie ancora. E lei che non dico? Basta che va. Andare a mamma. Andare a dire. Che sta mamma tu sei vero peccato. Che sta sei vero peccato. Vabbè. E mo? Mamma. Che ma fa? Voglio me lo può dire. Che è successo? Ecco che tu vuoi mamma. Poi, perché vuoi sempre così? Non mi sento più. Non vuoi più posto. Voglio Cagare. Maresciallo? Buongiorno all'omertà. Buongiorno, maresciallo. L'omertà, Giovanni. L'omertà non dovrebbe esistere. E sai perché?
perché l'omertà è il silenzio su un delitto e sulle sue circostanze. Non già va, l'omertà ostacola la ricerca e la punizione dei colpevoli di conseguenza. Brigadiere, qui mi conoscete? Io non so niente. Eppure se lo sapesse, io sono una tomba. Come sempre. Però, al momento opportuno, vi do soddisfazione. Ecco, vedi? Vedi? L'omertà è un silenzio colpevole che ti uccide. Giova, la legge italiana. Purtroppo la legge italiana è lenta. La legge italiana. E come parla? La legge italiana. È meglio che non parlo. Ma Giova, comunque, noi siamo qua a sua disposizione. E quando vi decidete, non è mai troppo tardi, vi aspettiamo, Don Giovanni. Arrivederci, Don Giovanni, state bene, arrivederci. Eccomi qua. Carissimo Don Giovanni, pure voi tenete qualche cosa americana? Non gioco o in bene o in male. È stata una mia scelta di vita. E penso che non c'era condanna nessuno. Brava, giusto. Non il nostro bene. Fredde, un marame in cucina, trasferendo l'ora a paradà. E tutto insieme si va più su mondo, tu mai ci vivi senza vita. Ma come si va a fare un tradimento? Quando una mi soccora amare a te, quando darà d'amore solamente, come le sonde senza un perché, facevano sorriso ogni momento, e mi pareva non sarà così, l'ombra d'un mare. Angela malamente, mosaccio veramente tu di sì. Pensa a stato povero guaglione, e per te è perduta la dignità. Non la capite che in manatoia è una pazienza sola per pazienza. Ma come si può fare un tradimento quando una mi soccora a mano a te? Quando darà d'amore solamente, come le sonde senza un perché, facevano sorriso ogni momento, e mi pareva non sarà così, ombra d'un mare, Angela malamente, mosaccio veramente tu di sì.
facevano sorriso ogni momento e mi pareva un'angela così, ombra d'un mare, angela malamente, mosaccio veramente tu di sì. Ma come sono qua, no tradimento. Buongiorno, un bicchiere di vino, un amaro? Un po' di spaghetti alla vermicella? Ieri, sta incazzato, signore. A roba addosso! A roba, Ma quale roba? Dimmi che tenga a roba. Marco, fatta venirci. Se no ti faccio zombare, Marco! Ah, ho capito, signor Tonino! La roba l'abbiamo consumata! Dovete sapere che uno se l'ha pianta Giovannino e Cagumina, un altro se l'ha presa Angelo, e poi dovete sapere, visto che la roba era troppo pericolosa, ora è stata gettata in 200. Ma basta, capito? La roba non sta! Basta, molti chi, Tonino! Anzi! Sono dato scemo rovese, Perché tu li vorrei a Doni Papa, Doni. Ci ha portato una maschera, Doni. Era pezza a capo, Doni. E invece no. Ho finto, Doni. Doni non studia. A quante lode fanno prendere? Quanti mamma, Doni, stanno chiagnendo? Ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo io? Quindi maschia, a così. Torni lo studente. Marco! Niente, signora, Che è successo? Che sta? niente, signora Antonina, niente. Quando è che mi fino a tanta malvagità? A dove sta? A dove sta il chiudo di denaro? No, donna Antonietta, voi vi ricordate a Pulcinelli? Chi buttava la maschera, Pulcinelli? Doni, ma nello stesso tempo faceva ridere, Doni? Era acclamato, era desiderato, ma niente tenevano conto. Ricordo che faceva del bene e sapevo pure chiamo. Doni, tutto sta lì per mano dei compagni tuoi che si affidavano. Marco! Ma non hanno mai permesso che nella morte, Tony. Tu, ma coppia una mala figlia. Tradito, Tony. Un tradimento. Sapavo così. No! Nonna Antonietta, voi ricordate a Pulcinelli? Che non te la maschera, Tony! La maschera, Tony Pulcinelli! Non te la maschera! Viva! La Maronna t'accompagna. Donna Antonietta, ma io non vengo buono. Qualcosa che non va, donna Antonietta. Vabbè. Ti stai preoccupando? Troppo tanto tempo ti prego. E come va? Ormai è troppo tanto. Ma senti un po', Tony.
mi sento troppo buona, Tony. Brutto. Sì. Non stavo che come dici tu. Mi sento bene, Maria, non preoccuparti. Sì. Appena vedo che una scusa la metto pacchetto in da sacca. Sempre come vuoi tu, però. Una telefonata anonima. E ti mando i controlli. E così per vederci lo a mananza, sempre come vuoi tu. Non ti preoccupare, sto bene. Così vuoi, così faccio. Sto bene, non preoccupare. Papà. Posso salutare? Ma che? Se vuoi salutarmi a papà e non mi vuoi abbracciare, papà. Papà, sai, stanotte quando sono d'arancia, che mi dicevo, saluta papà. Perché fra poco ci raggiungerà la tua decennio. Papà, io ti voglio bene. Tu sei amica mia. Vita mia, papà. Figlio mio, ma i suoni. I suoni sono scherzi della fantasia, papà. Ah. Ma se tutto ciò mi succede. Perdona. No, papà. Non parla così. Lo sai, sono morendo. Vieni a casa. Abbracciami forte, forte, papà, abbraccio forte. Tonino studente, e qua che si sia arrivato. Stavolta manca Dio non perdono. Vieni a casa, vieni a casa. Questo non è casa. È l'uomo più schifoso che papà faccia la testa. Mattia! Papà, tieniti, Mattia, papà! Papà, tieniti! Mattia! Ma tu porti tu che fa coscienza. Ma tu
non lo seguirà. Bisogna valore tuo. Eh sì, è un rimorso non macina. E sai che cos'è? Che ingiustamente ha gelovato figlio. Ma o figlio mi manda fortunato, ha da capire che non andava così, non andava. Non era tutto per lui. Tutto. O yoga. O indeterminato al punto che non sapeva più che era fatto. Gli avete accettato compromesso che la mala Sì. o con lei o distruggeva lui te e tuo figlio. E quanta volta si è vista andare, quanta volta che è venuto un po' per spalle me. E quanta volta mi ha detto se non posso comprare un mio e a Narelli e tuo figlio mio ma facesse fornuto, capo. E che la mala femmina addirittura o costringe a taccericere che la brutta verità a mattina. Tonino! Sì, Tonino era un grande amico d'infanzia. E che da giudice? Che voleva evadere, voleva scappare. Ma i controlli erano troppi. Carcere a domicilio, quella brutta invalidità. Lo facette sempre, la signora Maria. Ma io sapevo buono andare. Una volta che mi vedete attorno. Chi lo vedette facere i soldi al figlio? Mi sono abbracciato. Che tu ripeto, ma le fa fornuto capito? Sì, ma che la telefonata che facette e che io sono detta. Facette capire tutt'altro. Tutt'altro. Contava che era una bambina piccolina. Per me. E poi, quando vedete che mettete in mano di casa con figlio mia, io non capite niente di più, niente di più. E che succede? Corrette a partenenti, pigliai la pistola, e uno, e due, e tre. E così io lo voglio vita. Io stiamo guardando. Ma non te ne dà forza, mi dice che hai fatto. L'unica forza che ti metto è chi mi protegge ancora. E mi ricette fortuna. E basandomi in mano. Se niente. E non la giudici. E basta. Basta, andate. Che adesso mi prego per te e poi figlio tu. La sorella mi dite. Esso voleva solamente la verità. Voleva sapere alla fine che era fatto figlio suo.
Ma Tonino, no, Tonino non sapeva niente, perché l'unica colpevole era io. La signora Mario faceva taccire. E io mi scordai la libertà andare lì. E fui E così, sapete chi era stato? Che c'era lui da vita. Un nipote mio andare. E Camani ci passava per conto. E continuava a ci passare per conto. E andare a vedere. O facesse una decina di volte. E mi tocca a me tu. E sorte che fino a fine. A fine che non si meritava, no? Lo sa, in un centro mentale. No. Cancellare, non si caccia! Alla vita, alla vita! Buongiorno, belle donne! Buongiorno! Adesso siamo ai colleghe! Tutte belle donne! Solo lei, questa squadrina, ha avuto una punizione. Squadrina? Finiscila! Perché ha avuto la punizione, no? E devi sapere, ha fatto la pipì a letto. Sì. Ma poi il problema non è questo, è che non accende ogni buchino. Sì, perché l'emozione dovete sapere è stata troppo forte che non mi sono potuta sedere. Perché quando sono passata dalla visita, la dottoressa di me non se ne è accorta che io... Hai capito? Ma non posso rubare a questi noi. Invece a me la dottoressa mi toccava. E io dicevo finitela, vuoi finire? E come è andata a finire poi? Come è andata a finire? Come è andata a finire? Ha sfilato! Sì, come fatta? E te Ho toccato! Ce l'hai! È come lui! È come lui, ma che stai dicendo? E come fa? Buongiorno, bella signora. Una cosa che sai per i fatti suoi. E dice vicino a me, Givino, bisogna tagliare, è uscito un pezzo di carne. La carne. E tu che hai fatto con le nascose? No. Scappava! E come fuyeva! E bene, signorina. Ma ricordo, ma proprio in calda. Ah, Sì, perché dovete sapere che la destinataria siete voi, io adesso Natale. Destinataria voi, sì. Sì, andare. Andrei. Penso che dopo tanto tempo desideravi che... Aspettate un attimo però, Ma state buoni che capo, tutti e due. Ma già capite che noi... Ciao, Valentina. Eppure lui. Ma va, per piacere, va. Non va bene niente, voi. Fortunatamente a noi donne ci hanno trasferito un po' qua e un po' là, e noi siamo capitate proprio qua, Anna, dopo la tragedia che è successo nel carcere di Pozzuoli. Basta, basta! La gente basta! A noi ci fa male la casa! Madonna, non è... Ma stai sempre nel voce. Ma chi cazzo va a mannare? Ma voi chi va a mannare? Faccio troscina a te, sai? Ah, lo sa, la stessa si cresce. Comunque, ma che si cresce? Io mi desideravo. Che te la desiderai? Solo la libertà. E non danno qua, andare. Ma devo andare. Ma chi te sa? Perdonateci. Gianni, E grazie a ci ha rischiato minuti. no. Eh sì, andare. Purtroppo nei carceri italiani succede di tutto. Tutto è concesso. E grazie a ci. E mi girano palle, Giovanni. Marco,
Ma com'è bella che parliamo tu, cara? Ma com'è possibile voi, cara? Anneli, ma che sta succedendo? No, sono due amici miei. Non ho capito io. Annare, Giovanni. sta per scadere la nostra permanenza. Eh? Marco, risolvi. Andare, vostri scioperi. Sì, È quasi un mese che hanno dato un riga lettera a tua madre. lo so. Oggi me ne la chiama pure l'avvocato. Ormai è passato un bel tempo. Volessi un po' a casa di mamma. E come stai? Come sta mamma? La via mamma mia ogni tanto. E mamma? Ma che vuoi c'è sto silenzio? Grazie, pure a tu, grazie. Grazie, voglio. Grazie di tutto. Grazie. Mamma, come stai? Bene, spero. Io sto benissimo, però mi manca la tua presenza. Mamma, non preoccuparti per me. Per il momento, in questa casa famiglia mi trattano come un principe. Sai, qua mi hanno detto tutto. La nonna sta male, troppo male. È mancata a me da diversi giorni. Mamma, lo devi sapere. Non posso nasconderti che la nonna... Mamma, la nonna non sta bene. Un forte bacio, mamma. Ti amo. Ti amo. E sai che devo dolore la figlia quando sta lontana da mamma. Trasarinde cancel e sta vita che in carcere sta. Una femmina bella ha perso pure la libertà. E che mamma malata che mi chiama e mi aspetta, io che sto carcerata una pozza salvata. Sto carcerata e mamma voglio morire prima stasera. Oh, carceriere mio, oh, carceriere, fammi sta carità. Abbraccia mamma. Io non so malamente, ma l'onore non m'ha dato qua. Mamma mia non mi sente, ma capisce perché sto qua. Tutte notte ma sogno e la cerco perdono. Sto pregando a Madonna che
permesse soffrire. Io sto carcerato e mamma mora, no, voglio morire, Madonna mia, io voglio morire. Oh, le carceriere mie, oh, i carcerieri, amma sta canta, mi abbassare mamma, io sto carcerata e mamma. Esposito Anna, Avvocati, allora, che decide? Parlate. ce l'abbiamo fatta. Il giudice ci ha concesso il permesso speciale di 72 ore. Vai, adesso puoi correre ad abbracciare la tua mamma. Vai, Esposito. Guardia, adesso potete aprire la cella. Lo vado, va torna mamma. Mamma guarda, Annarella tua sta qua. E chiama siedete, mamma. Sono sciuta carcerata e mamma. Ecco qua, bene. Allora, signori, sperando che lo spettacolo vi sia piaciuto, io vi presento tutti gli artisti che hanno fatto parte a questa bella commedia. Commedia sceneggiata, si intende. Signori, Giovanni Tabisco. Giovanni Capezzuto. Angela D'Alessandro. Rossella Remella. Mary Amato. Antonietta Bosti. Giada Di Nardo. Mattia. I comicissimi Andrea Moruso, Johnny Piscopo. E ancora, signori, Marco Colucci. Il vostro amico Tony Palmentieri. Ed infine la vostra Anna Valente.
Bene, 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 bene. Bella Navalento. Allora signori, lo spettacolo è piaciuto? Ah, vista Valè? Ok, allora ancora un ospite, signori, che non doveva partecipare a questa sceneggiata per motivi personali, per cose sue, ma poi, siccome che a noi serviva un personaggio nel carcere, io l'ho pregata per farla venire. Lei si è messa a disposizione e con l'amichevole partecipazione abbiamo avuto qui con noi Rosanna De Mase. Grazie Rosanna, grazie, grazie. Ancora signori, colei che ci ha dato voce, colei che senza essa qua eravamo proprio finiti. La Rita Manna, la nostra direttrice di scena Maddalena, il nostro tecnico Emanuele, sta là, un applauso per lui. Ancora signori, come ho sentito questa sera, qui ci è venuto a trovare un gradito ospite, Maurizio Carpi. Dove sta Maurizio? Eccolo là! Un abbraccio Maurizio, sei sempre un grande. Samantha delle Coccinelle, un applauso per lei. Poi ricordatevi amici, perché Giovanni De Simone, dico bene, Cerbone, quale De Simone? Cerbone, tanto che voglio bene. Ancora signori, un applauso ancora va per Gennaro, il grande tecnico di questo stupendo teatro. Ancora un applauso per Marco Maffei. Dove sta Marco? Ciao Marco, ciao. Bene, a questo punto io do la parola ad Anna Valente, prego. Tenga la voce. Io ancora una volta vi ringrazio. Grazie. È stata un'altra bella esperienza. Non volevo questo applauso solo per me, ma per tutti loro che veramente si sono fatti un cuore così. Ringrazio colei che ci ha ospitato per lunghi 2 mesi, la signora Papero, la Papero d'Oro. Un bacione dovunque tu sei. Ringrazio tutti gli sponsor. L'appuntamento mio è per giugno, poi vi martello un'altra volta con le pubblicità, però volevo avere l'onore di avere la titolare di questo magnifico teatro qui sul palco. Un applauso ancora a Gennaro, lì al tecnico, lì in fondo, al nostro tecnico Emanuele Piscurd. Allora. Ah, ecco, lei mi diceva, la signora, abbiamo piacere, l'onore di avere qui con noi la titolare di questo stupendo teatro. Un applauso forte per questa sempre disponibile, sempre. Posso cedervi un attimino la parola, signora Elena? Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Io ringrazio Anna, sono io che ringrazio lei, perché senza questa grande donna, anche piccola, ma è molto grande, questo genere qua sarebbe morto. Ecco. Allora noi la dobbiamo ringraziare, perché questo è il genere che qua è nato. Il Teatro Italia ha una storia di quasi di 70 e qualcosa in più, forse. È la tradizione nostra, popolare, e non dobbiamo abbandonarla. Quindi grazie. Per una grande donna. Grazie. Soprattutto grazie per la tua disponibilità e grazie che mi sopporti, perché lei mi sopporta a me. Grazie, lascio la parola a Tony Palmentieri, figurati. Grazie a voi signora, grazie. Ah, omaggio per Anna Valente, ci voleva, sì, ok, bene. Allora signori, sì, se possiamo... Ancora. Oh, grazie. Ok, grazie. Ci vediamo a giugno, sì, a giugno, poi buonasera signora, grazie. Poi vi daremo la data per giugno. Possiamo avere il piacere un attimino di avere
Pucci Pucci, dove sta Pucci? Pucci Pucci, dove sta? Pucci Pucci? Vieni Pucci, là, aspito. Un applauso per la nostra Pucci Pucci, collega della live di Marco Colucci. Piano piano Pucci Pucci. Ok, allora, ancora omaggi floreali per la Anna Valente. Sì, vai. Oh, mazza mia, Mantonelli. Volevo ringraziare gli amici di Torre del Greco. E l'ho visto per mia piaciuta. Gli amici di Torre del Greco per avermi onorata, sono veramente contentissima. Grazie del mazzo tanto. Ciao cuore. Pucci Pucci. Allora un applauso per Pucci Pucci, per tutta la compagnia, e noi tutti, sperando di essere stati di vostro gradimento, vi abbracciamo cordialmente, vi baciamo fraternemente e vi auguriamo Santa Notte. Ciao, grazie mille, grazie.